prossimo passo sarà commissariare le province e i provinciali, e penso che questo provinciale, con la linea che ha sempre tenuto nella mia figura di Alberto Semenzato, sarà uno dei primi sicuramente a venire commissariato. La profezia di Alberto Semenzato, datata 3 marzo scorso. Erano passate poche ore dalla decisione di commissariare la Liga Veneta e Flavio Tosi, e il segretario provinciale veneziano del Carroccio, Tosiano Di Ferro, già sentiva l'aria pesante attorno a lui e al suo direttivo, il più agguerrito, quello lagunare, contro le scelte del Consiglio federale. Ora a venire commissariata è la Lega veneziana, proprio in un momento delicatissimo a ridosso delle elezioni. La notizia la dà lo stesso Semenzato sul suo profilo Facebook con un post lapidario: fine del lavoro con la Lega Nord, Liga Veneta. Semenzato sospeso per 6 mesi, a deciderlo il comitato disciplinare di Via Bellerio, guidato da Umberto Bossi e Roberto Calderoli. Ufficialmente nel mirino alcune dichiarazioni su Facebook ritenute offensive per il partito, ma Semenzato era stato chiaro, anche a voce, in quei giorni turbolenti per la Lega, pronto a contrastare la decisione di commissariare il Veneto. Questo è un affronto a tutti i militanti che hanno votato democraticamente le segreterie provinciali e a sua volta il segretario nazionale. Di conseguenza a questo punto si sentono esautorati. La notizia della sospensione di Semenzato in poche ore fa il giro del web, e non solo. Reazioni forti come quella da Roma del deputato Emanuele Prataviera. Notizia vergognosa, un atteggiamento che secondo me non è responsabile per tutto ciò che la segreteria provinciale ha fatto fino ad ora in maniera coerente e a favore della Lega Nord. Poco dopo arriva la nota del direttivo. È in atto, si scrive, una mossa per togliere autonomia ai provinciali e confondere gli elettori al fine di far votare soggetti estranei alla Lega Nord di Venezia, estranei al territorio, magari soggetti riciclati, privi di consenso, che potranno nuovamente soddisfare le loro ambizioni. A questi giochetti non ci stiamo. Il riferimento è chiaro, perché contemporaneamente alla sospensione sarebbero stati avviati contatti per indicare l'ex leghista Francesca Zaccariotto come candidata anche della Lega Nord a sindaco di Venezia, dopo che lo stesso Semenzato aveva detto mai con lei e con gli ex del Carroccio. Se per caso, e questo non me lo auguro, in qualche lista entrano i fuoriusciti della Lega, questo sarebbe molto grave. La polveriera veneziana, già al centro dell'espulsione 2013, sta per riesplodere. Il direttivo è pronto a riunirsi a breve e decidere le contromisure, non ultima quella di una clamorosa autosospensione di massa.